Buonasera al vice allenatore dell'Askari Cefalù Emanuele. Allora, una partita combattuta che però porta in dote altri 3 importantissimi punti per i ragazzi dell'Askari Cefalù. Un'analisi sulla partita. Intanto buonasera a tutti. Un'analisi della partita penso che non si può fare, anche perché sono state 2 squadre che sono ben organizzate, 2 squadre che comunque secondo me hanno un livello tecnico abbastanza alto e si è visto in campo anche con i subentrati del Torregrotta che comunque sono giocatori di gran valore per questa categoria. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo sudato la maglia, quello che abbiamo chiesto e che chiediamo tutti i giorni ai nostri giocatori, e si vede il frutto comunque che facciamo durante la settimana. Chi subentra, chi entra in campo dal primo minuto dà anima, cuore e fa tanto sacrificio per la squadra. Nei minuti finali alla ferma è stato espulso Tarantino. Per quale motivo è stata inflitta questa sanzione da parte dell'arbitro? Io essendo nella panchina non ho visto la dinamica, non so se ha fatto un fallo a palla ferma, non so se ha detto una parola, non so se l'arbitro, comunque il guardalinea che ha chiamato l'arbitro, ha inventato, ha sentito qualcosa che non doveva sentire. In questo momento non lo so e andremo a chiarire con il nostro giocatore martedì soprattutto, non ora che a mente calda non si chiariscono queste cose. E adesso tra 3 giorni si scende nuovamente in campo. Propositi per la prossima sfida? Noi intanto tutte le sfide che facciamo entriamo in campo per vincere. Questo è una cosa che ce lo siamo, è un nostro obiettivo quando entriamo in campo, quindi andiamo a Brolo, ad affrontare una grande e buona squadra che a inizio campionato era una delle promettenti a vincere il campionato, ma andiamo là, ci facciamo la nostra partita, poi sarà il campo a giudicare il verdetto finale. Buonasera all'avvocato Nicchi, 4ª vittoria in 5 partite di campionato per i ragazzi dell'Askari Cefalù che non intendono fermarsi. Sì, ma diciamo oggi è stata una partita difficile contro una buona squadra, un'ottima squadra. Torregrotta, buona individualità, diciamo, dal punto di vista proprio tattico, una buona squadra, un buon palleggio. Noi dopo i 2 gol ci siamo seduti un poco, diciamo, abbiamo, non dico sofferto perché effettivamente loro importa una volta solamente, ma non siamo riusciti a giocare come abbiamo giocato le volte scorse, con determinazione, con fraseggi, però anche queste sono vittorie che fanno classifica certamente, fanno morale e soprattutto vincere aiuta a vincere. Aspettiamo, non è una giustificazione assolutamente, aspettiamo i 4 ragazzi che sono fuori, sperando di recuperarne qualcuno per mercoledì e niente, andiamo avanti. A proposito, quali sono i tempi di recupero dei giocatori assenti quest'oggi? Dobbiamo parlare con i sanitari prima, domani mattina abbiamo un paio di appuntamenti e quindi capiremo da qui a mercoledì che cosa potremo avere a disposizione, diciamo. Ecco. Sembrerebbe non sì. è assolutamente una giustificazione, anche perché abbiamo una buona panchina, abbiamo dei buoni under, quindi possiamo tranquillamente oggi l'esempio anche domenica scorsa a Patti. Quindi speriamo di recuperare per avere un po' più di alternativa di esperienza, più che altro, senza voler nulla togliere ai ragazzi che ci danno una mano d'aiuto. E adesso si disputa un turno infrasettimanale, settimana prossima si torna nuovamente in casa contro il Monforte San Giorgio. Sì, ora abbiamo la Futura Brolo che va, anche questa squadra va a 1000, poi avremo il Monforte in casa, poi la Coppa Nicosia, sarà un tour de force non indifferente. Qua siamo, viviamo alla giornata, speriamo bene.